Vai Robby. Sì, siamo qua con José Mourinho. E due, complimenti. Grande gioia. Partiamo prima dalla partita della gioia, da dove partiamo? Ha vinto la squadra che meritava di più. Sì. Campionato alla fine, perché ci sono 30 e tante, 40 partite, vince sempre chi merita. Vince sempre chi merita. E avevo meritato. Chissà doveva essere più facile, penso che doveva essere più facile. Avevo un vantaggio interessante a metà di campionato. Dopo per ragioni diverse, qualche colpa nostra, qualche non colpa nostra, però abbiamo perso tanti punti. Dopo il fatto di giocare Champions e quelle 4 partite, 2 con Chelsea, 2 con Barcellona, fa tutto molto più difficile a livello campionato perché è troppo esigente questo tipo di partite, mentre la Roma tranquilla, fuori di Coppa UEFA, a giocare una partita alla settimana, a giocare bene, a vincere, a lasciare pressione in noi. È stato difficile, però mi mancava questo, mi mancava vincere un campionato nella ultima partita, nell'ultimo minuto. Ho vinto sempre o a casa o nell'albergo, o a 4 o a 5 partite della fine, ho vinto sempre con tranquillità. Questa è un'esperienza nuova che non voglio ripetere. Senti, oggi hanno messo i pullman davanti, quelli del Siena, hanno fatto una partita molto difensiva. Man mano che passava il tempo va detto che hanno giocato con molta tranquillità i ragazzi, cioè non c'era la frenesia, si voleva fare gol, si continuavano a costruire occasioni e la traversa e la palla fuori di poco e il portiere. Hai mai avuto un attimo in cui hai detto oddio? No, guarda, il Siena ha fatto una grande gara, per una squadra che voleva pareggiare, il suo obiettivo era pareggiare, ha fatto una grande gara e tu devi aspettare questo del tuo avversario, anche se si sta già in Serie B, gioca per orgoglio, gioca perché sono professionisti. Chissà qualcuno tipo Rossi giocava anche per la Roma, però questo è un problema suo. Tutti gli altri hanno giocato con professionalità e hanno creato difficoltà. Noi abbiamo avuto tranquillità, abbiamo creato, abbiamo costruito, il gol arriva, quando il gol arriva mi aspettavo un pochino di più, chissà finire subito, non è stato possibile, una in palo, portiere di nuovo, una o due parate, dopo va fino alla fine e quando va fino alla fine tu sai che la Roma ha la partita in tasca con 2-0, tu sai che un dettaglio e si può perdere tutto, però la squadra con tranquillità, con concentrazione, vittoria e campionato. È ancora tanta voce però, perché abbiamo visto che alla fine continuava a incitare, a urlare proprio per questi motivi. C'è stato mai un momento nella stagione, quando magari la Roma era passata avanti, che hai pensato che potesse essere difficile? No, quando dopo la partita con la Fiorentina noi eravamo secondi, in quel momento là non dipendiamo solo di noi. In quel momento là noi sappiamo che non basta vincere tutte le partite. Ma da lì è stato il momento chiave, cioè da quel momento il fatto che l'Inter poi ha fatto filotto? Il momento chiave di sapere che non dipendiamo solo di noi, che abbiamo bisogno che la Lazio pareggia con la Roma, o che la Sampdoria pareggia con la Roma, o noi il Cagliari, perché il Cagliari si è visto che non ha giocato come il Siena, il portiere non ha giocato come Curci, Daniele Conti non ha giocato come Vergassola, questa non era la partita. Però avevamo la speranza di Sampdoria, di Lazio, però in quel momento là è il momento più difficile perché non è sufficiente l'Inter vincere, è un momento complicato. Dopo giochiamo in casa con la Juve che è venuta a San Siro non per vincere, è venuta a San Siro per l'Inter non vincere il campionato, con tutti dietro, tutti difensivi, tutti chiusi. È stato difficile, però dal momento che la Sampdoria vince a Roma siamo di nuovo proprietari del nostro destino e è stato più facile. Senti, adesso non è finita, l'appetito viene mangiando, dice qualcuno. Il campionato è finito, no? Il campionato è finito. E quindi adesso un po' di festa. La Coppa è finita, vincere campionato e Coppa nella stessa stagione è sempre fantastico,
In Europa il Chelsea ha fatto lo stesso, il Bayern ha fatto lo stesso, però solo uno di noi due può vincere tutto e veramente chi arriva in finale di Champions vuole vincere, però quello che dico io, dice Van Gaal, quello che dice Zanetti, dice Van Bommel e tutti quanti. Ma la tua testa in questo momento è per un attimo al festeggiamento, al relax? Non dimmi che stai già pensando al Bayern Monaco. Concediti. In questo momento non ho forza per tornare nel pullman e nell'aereo a guardare DVD di Bayern, non ho forza per questo, però domani inizio a lavorare. Come è giusto che sia. La gente anche qua davanti ti sta dicendo Mourinho resta, Mourinho, perché sai, leggono i giornali, ci sono tante cose. No, io in questo momento non sono egoista per pensare a me stesso, in questo momento solo penso all'Inter, ai miei giocatori, a me stesso perché gioco una grandissima finale e in questo momento solo penso a questo. Dopo la finale è tempo di essere un pochino egoista e di pensare per 1, 2, 3 giorni, di pensare a me, di pensare a quello che mi farà più felice professionisticamente, di quello che mi farà più piacere. Devo pensare, però al 100%. Non è vero che sto con un piede e mezzo nel Real, non è vero che sono allenatore del Real, lontanissimo di essere vero, lontanissimo. Ha una dedica particolare una vittoria del secondo scudetto? Non so. No, la vittoria è sempre dei stessi, la vittoria è sempre dei stessi e di quelli che stanno felici. Chi sta felice, la vittoria è tua, punto, niente. E anche tua. Ovviamente. Grazie mister, grazie José Mourinho, linea allo studio.